Aveva 59 anni Rossella Zanin. Stava trascorrendo una domenica pomeriggio tranquilla nell'oasi no stress di Deserto d'Este insieme al compagno. Con il cane a cui la coppia era molto affezionata e che qui vediamo nei video pubblicati sui social, Rossella si era avvicinata alle vasche artificiali particolarmente cariche d'acqua in questi giorni dopo il Bravissimo. maltempo. Sì. Cosa sia accaduto nessuno è in grado di saperlo. Di sicuro la donna è finita in acqua rimanendoci per un tempo indefinito. Qui il suo corpo è stato notato da un passante che ha fatto scattare l'allarme. Immediati i soccorsi, ma i sanitari del 118, nonostante lunghi minuti di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Una notizia terribile in una giornata di sole, varie le ipotesi sul tavolo degli inquirenti. I carabinieri in queste ore stanno sentendo le persone presenti nell'oasi per capire se la donna possa essere scivolata o sia stata Bravo trascinata in acqua Lenny. dal cane al guinzaglio. Non si esclude neppure l'ipotesi del malore. La procura di Rovigo ha disposto il sequestro della salma. Sul corpo di Rossella Zanin potrebbe essere eseguita l'autopsia.